di pietra, soppe di piere, stone soup. Era tempo di carestie, tutti avevano poco da mangiare e quello che avevano lo osservavano con estrema attenzione. Tutti erano diffidenti e avevano paura l'uno dell'altro. Un giorno, in un villaggio della Bassa Friulana, arrivò un uomo, uno straniero. Con sé aveva poche cose, raccolte in una sacca che portava sulle spalle. Veniva da molto lontano, tanto che non parlava né italiano né friulano. Aveva vagato di paese in paese, ma non era riuscito a racimolare nemmeno un tozzo di pane. Cominciò ad avere fame e voleva fermarsi da qualche parte per fucillarsi. I'm hungry, I'm very hungry. Il pover'uomo si fermò un momento a pensare e dopo un po' di tempo esclamò: I've got an idea! Raccolse da terra una bella pietra liscia, la strofinò sulla giacca e la mise nella saccoccia. Cammina, arrivò nella piazza del paesello e vide una vecchietta che cuciva seduta davanti alla porta di casa. Excuse me, have you got something to eat? Toniut, vem aqui, calei o quaret, que me chamar um de fam, ma mi sbavare in tu ne lenghe, che non capis. Toniut! Spietarti la libe me ne vod bis, e sono studiati, mica come me che hai fatto nome le quinte. Toniut, Calderue, dove sei tu? Gridò la nonnetta agitandosi. In quel momento arrivò il nipotino di corsa assieme ai suoi amici. C'è Isa non ne visse, quisa che l'ho pati, c'è ueli al ve. Excuse me, have you got something to eat? None, al cil di mandiaquaro. Mi pareve, ma vedete, noi vai tu ne altre bande. Ah, c'è che non stocchie, governo ladro, come Caldise avessi sempre il puarò, o si impiesi le volte. None, non ute, all'ace mangia, al volere nome un pote di aghe e un dovere in sparpa a cu. Ma c'è mood, è proprio vero. No, che chi non smenia tor. Fruz, vai via, e anche lui fiom, che il torre di là che le venuto, che chi non è aiar. Non è triste la me non ne visse, non ha capito. Io ho voglia che olive, se tu, dicendo, Giulio a tirare sulla terrena dal pozzo, che anche a dir, a lei è stata miez, o voi io torni di corse. Oh, thank you very much, little ones. You can speak English. You are good. Se tu versis le vestis maestris, tu che accaresis anche tu, e son bravis, sacu. Allo, nus plas fa inglese. O chiamtin, o chiacarin, e ho ben anche veduto un spettacolo. Poi accesero il fuoco. Riempirono la pentola di acqua e lo straniero, sotto i loro occhi stupiti, prese la pietra e la tuffò nell'acqua. Ma c'è Fabian! Ah, hasta quei ne sope di piere, alza me, che sei un spettacolo di severe. Sope di piede. Ben pochiste, e proprio in nome. Yummy! This soup is very good, but it needs salt and pepper.
E comò, c'è multise, c'è manchial. Onions. Potatoes. It's almost ready. Carrots. Beans. Peas. Ah, poi che ti trai, ma c'è che mi risplandi, vero, trattato così male. Scusami, o sei stato proprio il bulo. Brav e vonde. Bolli e ribolli. La zuppa era quasi pronta e tutti, sentendo quel profumo, avevano l'acquolina in bocca, ma mancava ancora qualcosa. Table! Chairs! Spoons! Bowls! Quando il forestiero finì di mangiare, raccolse le sue cose, mise la pietra nella saccoccia e se ne partì senza farsi notare, lasciando tutti a far festa. Intanto le mie sei amici, accortisi dell'assenza dell'uomo, lo cercavano per ringraziarlo. Anche un uomo ricco che passava per la strada, avendo sentito della storia della pietra magica, lo fermò perché voleva comprare la pietra. Excuse me, can I buy this stone? I can pay for it. No, this stone is not for you, it's for children. Why? I don't understand. You are brave. Thank you very much for the soup made with the magic stone. Here you are. I remember. The stone is not magic. You made the magic working together. Ma c'è la pietra
le magiche, le magie le vi fate no, ma è vero, no, ho vi lavorati insieme e così ho vi potuto fare una roba che di persone non avresti potuto fare. La unione a far la forza, ecco ciò che ho imparato e bisogna che si disegni sempre di mettere in pratica questo insegnamento. Parte la verità, lo sa dire sempre anche a scuola, quando si udiva a fare i compiti in troppo. Come ogni a mettere la pietra in place, così si bisogna sempre di questo insegnamento. Thank you very much. Mandy!